sesta giornata del campionato di Serie 2 Elite. Di fronte il Pordenone, reduce dal primo brusco stop stagionale in quel di Morbegno, tana dell'MGM 2000, e il Cesena che 7 giorni fa ha invece operato l'aggancio in vetta alla classifica assieme a Maccamprata e Atlante Grosseto. Partiti ora. Gardelli quindi indietro per Pieri. Allora prova ad andare avanti Corni che riesce a sfuggire da Kimi. Quindi l'imbucata per Stendel, poi ancora Morson. E vicino al gol con questo fraseggio in velocità al Pordenone dall'angolo. Messo il centro per Stendler e c'è il vantaggio del Pordenone. Sono trascorsi 2 minuti e 41 e il Pordenone su una palla inattiva, su un corner di Gergely, riesce ad andare in vantaggio grazie a Tilen Stendler. Vascello lungo a cercare Stendler, alza la propria mano Montalti. Coren prova ad allargarsi, manda in avanti per Della Bianca che è chiuso da Kimi, ora avanza addirittura Montalti. Pritoni conclude, palo. Kimi contro Minatel, riesce a impedirgli una conclusione migliore, poi c'è questa conclusione di Coren che si stampa sull'incrocio dei pali. Gardelli per Traversari che riesce a chiudere il triangolo con Gardelli, poi è bravo Vascello a fermare con un riflesso il numero 11. Anticipa tutti Morson che si trova di fronte a Montalti, l'uscita bassa a negare al 18enne del Pordenone la seconda marcatura, sporcato il pallone, quindi il Pordenone che riparte. Ora Morson che impegna di piede Montalti per il pressing del Pordenone. Ora Pritoni, ora nuovamente a Kimi, nuovamente di fronte a Saminatello, salta in questo caso però, poi serve al centro il numero 14 Traversari che finalizza al meglio questo contropiede. 13-27, pareggia il Cesena. Pritoni avanza, tu per tu con Vascello, bravissimo a chiuderlo, manca 1-0-9, quindi un altro rilancio di Vascello. Termina sul punteggio di 1-1 quindi questa prima frazione. Traversari a Kimi, prova a centrarsi nuovamente verso l'esterno, poi il numero 9 chiama a una parata non facile Vascello, non riesce ad uscire il Pordenone, ancora Cesena. Pieri, la conclusione di Coren, doppio palo e poi non riesce il Pordenone. Grandissimo qui il pericolo, ancora Pordenone però, ancora con Stendler ed è bravo Montalti qui in questo caso a chiudere. Si riparte da Della Bianca fino a Vascello, in avanti verso Stendler che di testa la spizza quel tanto che basta per eludere ogni possibile intervento di Montalti. 2-1 quando sono trascorsi 6 minuti e 25 secondi in questa ripresa. Ancora Cesena, quindi Montalti, Gardelli, si gira Gardelli su Coren, si gira e trova una grandissima uscita di Vascello. Traversari anticipato da Minatel che riesce a recuperare la sfera, la dà Della Bianca contro Montalti, fuori di pochissimo questo tentativo di Dentini. Pasolini, Traversari, è solo Traversari e conclude in rete. Dunque 2 gol di Stendler, 2 gol di Traversari. (10:48), nuovamente pari la contesa. Traversari, Pasolini verso Gardelli che ribalta la contesa, palla in avanti di Pasolini per Gardelli e Gardelli che gira sotto la traversa dove Vascello non può arrivare. Un 1-2 micidiale per il Pordenone verso Coren che ha davanti a sé Gardelli, poi perde l'attimo Minatel, riparte Traversari per Gardelli che sciupa questa volta Pordenone con Gergely. Quindi perfetta l'imbucata per Stendler ed è perfetta anche la mano di Montalti. Ancora Minatel, vediamo se si chiama una soluzione diversa, lo fa verso Coren e la sfera che è deviata torna a gonfiare la rete di Andrea Montalti. 3-3, quindi è tutto da rifare questa volta per il Cesena. Ora però la sfera ce l'ha Coren contro Pritoni, prova a centrarsi, numero 9 e serve un volo di Montalti per correggere a lato il quinto fallo. Ancora Coren
e qui è ancora lui a portare nuovamente avanti il Pordenone. Un tira e molla che ora vede nuovamente condurre il team neroverde. Su questo tentativo colpito di movimento del Cesena, che poi con Pieri impedisce il prosieguo dell'azione. Un altro giocatore del Cesena che finisce sul taccuino dei cattivi. Era però già stato ammonito a 2-11 e così il giallo diventa rosso. Parte Koren, il destro e la parata di Montalti verso Koren, ancora Gergele, allunga il fraggio del Pordenone, poi con Della Bianca prova a girarsi e trova le mani di Montalti. Poco meno di un minuto ancora in inferiorità numerica per il Cesena. Incredibile qua poi dopo l'errore di Della Bianca. Hakimi prova ad andare via, Hakimi lo fa, poi è Gardelli a bloccare la conclusione del Pordenone ed è la sirena invece a bloccare ogni ulteriore iniziativa del Cesena. 4-3, vince il Pordenone al termine di una gara giocata in continua rincorsa fra le due compagini.